Ancora la Sardegna al centro di un'altra delicatissima avvertenza, quella dell'Alcoa. Sono sbarcati questa mattina a Civitavecchia i lavoratori di quest'altro stabilimento a rischio chiusura. Una lunga marcia fino a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Qui resteranno, lo hanno detto, fino a che non riceveranno una rassicurazione dal governo sul salvataggio della più importante azienda d'alluminio in Italia. L'inviata Flavia Paone. I lavoratori dell'Alcoa scendono presto di mattina dal traghetto che da Cagliari li porta a Civitavecchia per l'ennesima, forse l'ultima lotta per il lavoro. Lo fanno battendo i caschetti sull'asfalto, quel ritmo che per mesi ha accompagnato le loro proteste, perché l'avvertenza dello stabilimento di alluminio di Portovesme dura da tempo, sembrava vicina alla soluzione e poi è tornata indietro di colpo quando l'unico compratore interessato a rilevare la fabbrica si è sfilato dalla trattativa. Vogliamo risposte! È la provincia più povera d'Italia, lo sappiamo. Non possiamo perdere un altro posto di lavoro. Coi lavoratori ci sono i sindaci del Sulcis Iglesiente, il territorio dove la crisi sta esplodendo, dove ormai si protesta fuori dalle fabbriche e dentro le miniere. Perdere il lavoro lì più che altrove significherebbe restare senza prospettive. Io non lo so cosa dovrò fare, sarò costretto a delinquere, non lo so cosa dovrò fare. Questa soluzione deve essere trovata in questi giorni, perché non abbiamo più tempo, il tempo è scaduto. Mancano solo 3 giorni per cercare una soluzione in extremis per l'Alcoa. Dal 3 settembre partiranno le operazioni per spegnere gli impianti. Lo stop definitivo è previsto per il 31 dicembre perché la multinazionale statunitense ha già deciso di andare via. Domani incontro sindacati e aziende al Ministero dello Sviluppo, un tavolo dove si spera salti fuori la soluzione all'avvertenza. Lì sotto arriverà questa delegazione già da oggi pomeriggio. Adesso chiederemo al governo veramente di fare la sua parte, che la faccia la sua parte, a prescindere che sia un governo tecnico o meno. La sua parte è quella di trovare un acquirente affinché l'alluminio continui a essere prodotto in Italia. Non possiamo tornare in Sardegna a dire ai nostri colleghi abbiamo perso la fabbrica è spenta. Non solo ai nostri colleghi, ai nostri figli, ai nostri mogli. Ai nostri giovani dire avete perso la scommessa e la vita, perché loro hanno scommesso la vita in quella fabbrica. Serve una politica industriale, serve un'industria presente nel Sulcis, senza paura, lotta dura, senza paura.